Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Partiamo subito con un gruppo che arriva dall'Inghilterra che, oltre ad aver puntato tutto su una musica ritmatissima e raffinata, ha anche scelto un look particolarmente efficace. Con You Spin Me Around, Dead or Alive. To know your name. Well, to trace your private number, baby. All I know is that's me. You look like you're having fun. Open up your loving arms, watch out here. You spin me right round, baby, right round like a record, baby, right round, round, round. You spin me right round, baby, right round like a record, baby, right round, round, round. I got to be your friend now, baby. And I would like to move in just a little bit closer. All I know is that's me. You look like you're lots of fun. Open up your loving arms, watch out here. You spin me right round, baby, right round like a record, baby, right round, round, round. You spin me right round, baby, right round like a record, baby, right round, round, round. You spin me right round, baby, right round like a record, baby, right round, round, round. You spin me right round, baby, right round like a record, baby, right round, round, round. You spin me right round, baby, right round like a record, baby, right round, round, round. Questa settimana Disco Ring nella classifica dei 45 giri a richiesta del nostro Antonio, i Dead or Alive con You Spin Me Round del 1985. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1102 di oggi. Oggi è giovedì 18 di dicembre 2025. Cavolo, ancora c'era scritto 17 sul copione. Io sono proprio rimbambito, Natalia, veramente, lasciamelo dire. Cominciamo la nostra trasmissione. Intanto avete ascoltato i Dead or Alive, You Spin Me Round del 1985, pezzo che è stato richiesto dal nostro Antonio, che ha mandato una zappa chiedendolo, e quindi io, trovandomi facendo, mi sarei permesso di mandarlo in onda. Poi, altra cosa che vi dico, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa ai Semivarin, le videopillole e molta altra bellissima roba ancora, per cui radiolibertà.net is the place to be, signore e signori. Buon lavoro, cara Natalia, come sempre, grazie. Ogni tanto, vedi, ci vediamo di persona. E intanto diamo un'occhiatina anche alle agenzie in attesa del Qui Parlamento. Stasera avremo l'onorevole Luca Toccalini, parleremo ovviamente del caso Open Arms. Ieri la trasmissione, la puntata di Zoom è stata ovviamente una diretta dei primi commenti e delle prime sensazioni a seguito della conferma dell'assoluzione di Matteo Salvini per quanto riguarda il caso Open Arms, quindi ancora oggi recupereremo un po' di materiale che avevamo preparato per ieri. Ovviamente parleremo di Germania, faremo il punto sulla situazione di quello che era una volta il paese locomotiva d'Europa
e che in realtà sta diventando un paese molto simile all'Italia della Prima Repubblica da un punto di vista quantomeno politico. Ce lo racconterà l'immenso Roberto Giardina, che da Berlino da più di 50 anni racconta questa nazione che nel bene e nel male è economicamente, politicamente legata a noi. Poi avremo In attesa di giustizia, dopo le 19:10, avremo l'avvocato Claudio De Filippi e un collega, Pablo Trincia. Perché? Perché Pablo Trincia ha recitato qualche giorno fa in questa pièce, si chiama L'uomo sbagliato, un'inchiesta dal vivo, ed è uno spettacolo che affronta il tema della mala giustizia. È un racconto, tra l'altro, che ha emozionato e non poco il pubblico, per cui a maggior ragione restate con noi e scopriremo insomma il contenuto e il succo di questa pièce teatrale, di questo evento. Oh, siamo arrivati al 18 di dicembre, bella gente, vi rendete conto? Noi dobbiamo arrivare fino al 23, noi saremo in onda fino al 23, il 24 riposo, 25 riposo, dopodiché il 26 Zoom sarà in onda al mattino, dopo la rassegna stampa di Semivarin ci sarò io con una puntata natalizia di Zoom. Ho preparato per voi uno speciale natalizio, spero una bella storia di solidarietà e di altruismo che vi racconteremo giorno di Santo Stefano. Il 27 di dicembre e il 2 di gennaio io sarò alla conduzione della rassegna stampa. Il 27 di dicembre in sostituzione del grandissimo Pier Vittorio Scimia, che come tutti sanno è il padre di Liliana. Se avete seguito Aria Fritta conoscete tutta la saga di Pier Vittorio Scimia, papà di Liliana, e il 2 di gennaio sostituirò Semivarin. Cominceremo l'anno insieme. Poi ovviamente dal 3 gennaio in poi troverete sempre l'ottimo Semmi alle 7:30, come sempre al suo posto di battaglia, di combattimento. Ma adesso io vedo che siamo in prossimità del Qui Parlamento, per cui direi che andiamo con la sigla. Qui Parlamento. Do il bentornato all'onorevole Luca Toccalini. Buonasera onorevole. No, la maledizione del Qui Parlamento. Beh, questo è il bello della diretta, signore e signori, d'altronde. Questo è il bello della diretta. Tu chiami e per un attimo quell'esile filo che è la comunicazione via etere va via e non puoi, ma adesso lo recupereremo e di conseguenza avremo con noi l'onorevole Luca Toccalini. Vi do un aggiornamento con le ultime notizie. Diamo un'occhiatina all'ANSA, legge di bilancio, produzione e commercio di armi, spunta un emendamento, con un decreto i ministeri individueranno aree e infrastrutture. Bonelli, gravissimo blitz, siamo alla trasformazione dell'economia italiana in economia di guerra. Ancora le proteste, lanci di uova e pietre sugli edifici del Parlamento europeo, protestano gli agricoltori. Il blitz a Torino, sgomberato il centro sociale Ascatasuna, l'avete sentito prima nel Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, idranti in azione per disperdere gli attivisti. Il Consiglio europeo, Zelensky, bene la proposta sugli asset, la banca centrale russa, faremo causa se saranno usati. I libri da tornanza a ingiocabile, i neologismi dell'anno, Treccani, le parole dell'anno tra cronaca, politica, tecnologia ed economia. Infine la misura, arrivano i numeri brevi contro il telemarketing selvaggio, la GCOM, 3 cifre per identificare il chiamante, al via la consultazione. Allora, abbiamo adesso l'onorevole Luca Toccalini in linea. Onorevole, c'è? Sì, ci sono, buonasera. Oh, Deo grazias, ben trovato e bentornato. Allora, Grazie onorevole, direi che ieri è stata una bella sorpresa questa conferma da parte della Corte di Cassazione dell'assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms. Sì, sicuramente una bellissima notizia. Poi ribadisco che questo processo non doveva nemmeno iniziare. Si sono buttati anni di tempo, soldi degli italiani, salute che ovviamente ha perso lo stesso Matteo Salvini, la sua famiglia, che ha vissuto sicuramente non anni piacevoli da questo punto di vista, perché quando sei indagato e sotto processo per sequestro di persone devi raccontarlo ai tuoi figli in particolare, non è sicuramente una cosa piacevole, però era davvero surreale il tutto questo processo
e siamo contenti che finalmente ieri è arrivata una pietra tombale su una follia che, ripeto, andava avanti da troppo tempo. Ecco, questo naturalmente però io lo osservavo anche con i suoi colleghi ieri in diretta, è un modo per introdurre, se vogliamo, anche la campagna per il referendum sulla separazione delle carriere che si terrà a primavera. Assolutamente, perché è una parte fondamentale della totale riforma della giustizia che in questo governo e nel prossimo governo di centrodestra si vorrà fare. L'idea finalmente di porre fine alle correnti, che sono quelle, ve le ricorderete, del famoso caso Palamara. Bisogna colpire Salvini, dicevano. Ecco, Sì. questo è quello che sono oggi le correnti. E noi andiamo a smantellarlo, per esempio con il sorteggio al CSM. Quindi casi come questi, casi come Garlasco, che è un'altra vergogna tutta italiana che sta sicuramente appassionando i cittadini dal punto di vista mediatico, ma dietro quel processo ci sono vite rovinate, una persona uccisa e una persona che probabilmente è stata 16 anni in carcere da persona innocente. Quindi tante cose che stanno facendo capire che la giustizia va assolutamente riformata, e credo che appunto il referendum che si terrà probabilmente a marzo sarà uno spartiacque fondamentale per poi accelerare ancora di più sulla riforma della giustizia. Infatti, diciamo anche un'altra cosa. In un certo senso è stata salvaguardata la figura del ministro degli interni pro tempore, perché chiunque viene dopo Matteo Salvini sa di poter avere le mani libere e di non dover temere di prendere determinati provvedimenti in merito all'immigrazione. Sì, diciamo che purtroppo va pagato sulla sua pelle un qualcosa che non doveva ovviamente pagare, però ieri è stato sancito ancora una volta che difendere i confini del nostro paese non è assolutamente reato, e anzi è un dovere di ogni ministro dell'interno. E poi capiterà a tutti, capiterà a tanti di sentirsi dire adesso però Salvini deve tornare al Viminale, ed è il sogno un po' di tutti gli italiani. Matteo Piantedosi sta facendo un grandissimo lavoro, però spero che in un futuro, finita questa legislatura, ci possa essere questa possibilità, perché Matteo Salvini ha dimostrato che appunto innanzitutto di non avere paura, di fare iniziative, le leggi, e fare quello che poi l'ha portato a processo senza, diciamo, mettere in primo piano se stesso, ma la tranquillità e la serenità del nostro paese. E poi ha dimostrato appunto che gli sbarchi si possono fermare, bisogna avere coraggio, bisogna avere pazienza, bisogna avere anche il pugno duro quando necessario, e quindi l'auspicio è che, ecco, adesso non c'è più quella scusa che non gli ha permesso di tornare al Viminale. Molto bene. Senta, onorevole, noi siamo alla fine di quest'anno, tracciando un bilancio, cosa lei ritiene sia stato fatto di positivo e cosa invece c'è ancora da fare nel 2026? Beh, di positivo sicuramente ci sono tanti provvedimenti all'interno di questa legge di bilancio, penso al taglio dell'IRPEF, un'altra cosa che era stata promessa nel programma elettorale del centrodestra, penso a un supporto che stiamo dando ai giovani anche dal punto di vista economico e salariale, perché la denatalità sta diventando un dramma sociale che la politica ha il dovere di doverla affrontare con serietà e concretezza, quindi non con mancette o con piccoli bonus che nulla servono alle famiglie. E sicuramente si può fare e dobbiamo fare ancora tanto, perché penso alla questione ovviamente una su tante, baby gang, le nostre strade che sono sicuramente soprattutto casualmente nelle città dove governa la sinistra, penso a Milano, penso a Roma, a Torino. Ecco, a proposito di Torino, un'altra delle cose che avevamo promesso, che è una cosa attualissima di oggi, che dopo il Leoncavallo finalmente anche il centro sociale a Scatasuna è stato sgomberato, perché noi abbiamo messo un paletto chiaro quando siamo stati nominati e quando è stato nominato il governo, che l'illegalità era il primo nemico della Lega, e credo che questo lo stiamo dimostrando in questi anni, non solo con gli sgomberi dei centri sociali, lo stiamo dimostrando anche con le leggi che abbiamo fatto per liberare finalmente le case occupate abusivamente da troppo tempo, soprattutto di quei cittadini in difficoltà, le signore che andavano all'ospedale e si ritrovavano una casa occupata, chi magari aveva un moroso in casa da 10 anni e non riusciva a buttarlo fuori e magari con quei soldi ci viveva. Quindi tante piccole cose che messe insieme dimostrano ancora una volta chi ci tiene alla sicurezza e chi invece fa finta che il problema della sicurezza non esiste. Vedi il problema a Milano, dove Sale invece di parlare di sicurezza, di risolvere i problemi di sicurezza, afferma e sostiene che ci siano i fascisti in strada a fare casino. Ecco, ci sono due punti di vista completamente diversi e credo che i cittadini stiano con il punto di vista che è il nostro.
Sì, anche perché io non vedo gente vestita in orbace che salta nel cerchio di fuoco al sabato, né mi hanno costretto a cantare Giovinezza prima di andare in onda, per cui no, non credo ci siano Esatto, fascisti a però Milano. se si fa un giro in Pellegrino Rossi uscendo, magari giustamente non vede i fascisti, ma vede qualche problemino di spaccio o qualche situazione che evidentemente di cui i milanesi sono assolutamente stanchi. Quindi sono quelli i problemi su cui lavorare, non le fantasie del sindaco di Milano. Decisamente, caro onorevole. Va bene, allora, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Prossimi impegni sono sicuramente un ritorno alla Camera a brevissimo, perché ci sarà la legge di bilancio, verrà votata al Senato nei prossimi giorni, poi toccherà a noi tra Natale e Capodanno, quindi tendenzialmente tra il 28 e il 30 di dicembre, e poi concludiamo questa settimana, questo weekend, con gli ultimi saluti di Natale ai nostri preziosissimi militanti a Lecco, in Brianza, nella mia provincia, vicino a Rozzano, quindi proprio sul mio territorio, perché è giusto dire grazie ai militanti e ai sostenitori che gratuitamente, anzi mettendoci dei soldi in benzina piuttosto che in altre attività, portano avanti le idee della Lega, lo fanno da tanti anni, lo fanno nei momenti belli, lo fanno nei momenti meno belli, e questo per noi è fondamentale, perché una squadra, una struttura come quella che il nostro movimento ha, insieme a tutti i nostri giovani, è sicuramente una pietra miliare che tanti partiti ci invidiano, e quindi è giusto dirgli grazie, ringraziarli, perché senza di loro sarebbe tutto più difficile. Eccellente, allora buon Santo Natale, come dice la nostra Anna Cisint, e al piacere di risentirci presto. Grazie a voi, buon Natale a tutti. Grazie ancora. Sigla e poi pubblicità, e dopo Gabriella Ronza con Epos, le teste coronate. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Signor Dutour, perché il Signor Dutour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto. Fai una bella cosa, relax 030 68 40 408, oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Salve a tutti, sono Gabriella Ronza e oggi vi porterò nel mondo dei gioielli mitologici. Quando pensiamo alle corone più iconiche pensiamo subito a re, regine, imperatori e condottieri, ma in realtà una delle figure più incoronate della storia non è quello che pensate, non è una regina, non è un'imperatrice, bensì una donna mitologica che forse conoscete.
anche se non in questa veste. Per chi non lo sapesse, sono tornata a vivere a Roma, ci avevo già vissuto un annetto circa 3 anni fa per motivi lavorativi. Io sono originaria della Campania, ma da quando avevo 24 anni sono andata via dalla mia terra e ho peregrinato un po' per varie città. Ho vissuto in Lombardia 5 anni, tra Pavia, Monza e praticamente anche Milano, però da settembre sono tornata in pianta stabile a Roma. Ecco, Roma, come Milano in particolar modo, presentano tante occasioni culturali diverse e molto interessanti. In questo caso, ultimamente mi ha particolarmente colpita una mostra che ho visitato a Palazzo Nuovo ai Musei Capitolini, che legava un famoso brand di gioielli alla storia mitologica. Ecco, questa visita mi ha dato ispirazione per questo video. E quindi mi sono detta, in un canale che parla anche di mitologia, perché non raccontare della storia mitologica del gioiello? Partiamo da una parola, la parola cosmos. Oggi utilizziamo la parola cosmo per indicare l'universo, ma in greco antico significava prima di tutto ordine o equilibrio. Da cosmos deriva anche la nostra parola cosmetica. Per i greci, in un certo senso, adornare il corpo significava imitare l'armonia dell'universo. In questo senso il gioiello mette ordine nel caos, l'ornamento riequilibria le cose. E quale ornamento più emblematico del gioiello? Ora, ritornando a quello che abbiamo detto all'inizio, abbiamo parlato di corone, dunque è bene iniziare proprio da questo argomento. Ecco, la figura più incoronata della storia mitologica, in particolar modo, o almeno tra le più incoronate, è Arianna, la figlia del re Minosse, re di Creta. Ora, tutti noi conosciamo il mito di Arianna, ne ho parlato anche in una puntata specifica dedicata a lei, trovate il link nell'info box. E quindi conosciamo la sua storia di legame con Teseo, l'eroe ateniese che sconfigge il Minotauro, il mostro di Creta, grazie proprio a lei e al fido che lei gli dona. Ecco, ma non tutti sanno del legame di Arianna con vari tipi di corone. Ad esempio, nel mito di Teseo si racconta che lui si tuffa nel mare per dimostrare di essere figlio di Poseidone. Dopo questa prova gli dona una corona. È il primo ponte simbolico tra Arianna e il mondo degli ornamenti divini. La seconda corona è quella che appare in una versione del mito di Arianna, in cui Arianna cede a Teseo la sua corona che gli fa da lanterna all'interno del labirinto per sconfiggere appunto il Minotauro. La terza è la corona nuziale. Abbandonata da Teseo sull'isola di Nasso, Arianna viene intercettata dal dio Dioniso, che se ne innamora e che dona a quella che sarà la sua sposa una corona d'edera o d'oro, in un certo senso simbolo della sua rinascita. L'ultima è la corona celeste. Per renderla in qualche modo immortale, Dioniso prende la corona di Arianna e la lancia verso la volta celeste, formando la costellazione della corona boreale. Non si può non parlare di Efesto quando si parla di gioielli. È lui il fabbro, è lui anche il gioielliere degli dei, maneggia metalli preziosi, ma anche il potere divino che infonde meraviglia in questi oggetti. I gioielli, con il loro splendore, la loro preziosità e unicità, recano potere in chi li indossa. Nel mondo reale, greci e romani usavano spesso ghirlande formate da foglie di particolari piante che simboleggiavano il legame con degli dei. L'alloro, il legame con Apollo e la vittoria, il mirto, il legame con Afrodite e l'amore, la quercia per Zeus e la sua forza, l'edera per Dioniso e la sua vitalità. Un altro gioiello che si collega a una certa simbologia è il corallo. Secondo la mitologia, il corallo nasce dal sangue di una gorgone. Dopo aver decapitato Medusa, Teseo si riposa sulla riva del mare e deposita la testa della gorgone nell'acqua dove sono presenti alcune alghe. Lo sguardo di Medusa, anche da morta, pietrifica ciò su cui si posa. Il suo sangue scivola sulle alghe, le indurisce tingendole di rosso. Le ninfe del mare ne sono affascinate e gettano questi ramoscelli così pietrificati, tinti di rosso nell'acqua. Nasce il corallo. Gli antichi lo consideravano un amuleto potentissimo. Dal sangue, dalla violenza e dal dolore nasce qualcosa di bello. Forse è questo che rende i gioielli mitologici così affascinanti. Non sono mai semplicemente degli oggetti,
ma c'erano dietro di sé una storia, un potere, un simbolo. Ma non tutti i gioielli portano armonia e bellezza in chi li indossa, in chi li tocca. Un esempio è quello della collana di armonia, appunto. Secondo la leggenda, Efesto forgiò per le nozze di armonia la figlia di Afrodite, sua moglie, e Ares, una collana d'oro perfetta, ma avvelenata dalla vendetta del dio tradito. È una collana che porta in sé una maledizione, di generazione in generazione tramandata, porta sciagure, tradimenti e morte. Un esempio è quello di Giocasta, una delle tante portatrici della collana, che come sapete è la madre di Edipo e colei che vivrà la terribile sorte capitata al re. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per essere arrivati fino a qui. Adesso sono curiosa di scoprire qual è per voi il gioiello mitologico più interessante, quale vorreste indossare. Personalmente una delle corone di Arianna. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, seguitemi per altri contenuti del genere, datemi suggerimenti per altri argomenti da approfondire. Grazie ancora e vi saluto, aspettandovi nel prossimo video. Ciao! Oh, eccoci qua di nuovo alle 18:40 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Adesso siamo al primo faccia a faccia della serata con Roberto Giardina. Roberto Giardina a proposito, 340-670-9659 se volete mandarmi le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, e poi più tardi apriremo il telefono allo 0292947222. Mi ero dimenticato di dirvelo. Comunque, tornando a noi, Roberto Giardina da più di 50 anni racconta la Germania agli italiani, lo ha fatto per la stampa, lo ha fatto per i quotidiani con cui ha collaborato, attualmente collabora con Italia Oggi. Ecco, io mi pregio e mi onoro di conoscere quest'uomo e oltre che validissimo collega, e ho avuto il piacere di colloquiare con lui e fare una sorta di bilancio di fine anno. Vediamo un po' com'è andata alla Germania, perché diciamo che una volta erano campioni del mondo, ora molto di meno. State un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Natalia. E allora il gradito ospite di questa sera che torna tra noi è l'uomo che spiega la Germania agli italiani. Tra l'altro ha appena pubblicato una sua bella autobiografia. Ho sempre chiesto perché e ne parleremo poi il mese prossimo, perché sarà un bello speciale che faremo su una bella pagina di giornalismo. Signori, questo gradito ospite, che io ho la presunzione di ritenere anche un amico, collega mi viene difficile perché è molto più capace di me, è Roberto Giardina. Buongiorno Roberto, come stai? Buongiorno Antonino, naturalmente siamo amici di lontani ma vicinissimi. Grazie. Senti, allora, caro Roberto, siamo arrivati a dicembre, ma che anno è stato per la Germania, visto che tu la racconti da più di 50 anni? Ma è stato un anno, diciamo, per i tedeschi normali un po', diciamo, deprimente. Per i politici è stato un anno che hanno litigato fra di loro, anche i partiti che stanno insieme nella coalizione di governo, quindi è un'immagine di Germania con un luogo comune un po' all'italiana, insomma, perché una volta invece i politici, una volta che si mettevano d'accordo, rimanevano realmente uniti e non litigavano dietro le quinte, invece adesso litigano in pubblico e questo rende i tedeschi molto insicuri. Certo. A parte il fatto che io scrivevo qualche giorno fa che l'Italia, cioè la Germania sembra essere diventata l'Italia d'Europa, ma perché posso dire, perché si stanno rammollendo? Scusa se uso questo termine un po' crudo ma chiaro. Ma perché si stanno rammollendo questi qui? Che cavolo è successo? Ma io avrei una domanda a cui sinceramente non so rispondere, poi rispondo senza essere sicuro. Secondo me questa generazione nata, col muro non c'entra, ma il muro è caduto 36 anni fa, quindi sono al potere i quarantenni, i 35enni, e quindi questi sono tutti allevati con la logica dei computer, che è binaria, o bianco o nero, e hanno perso
sì, il talento del compromesso. Il compromesso è anche positivo in politica, no? Non solo Sì. negativo. Cioè, ignorano il grigio. Mm. Ecco, ma a maggior ragione voglio dire, la Germania sembra aver perso la rotta. Stamattina su Italia Oggi leggevo questo fondo, ci vorranno almeno 15 anni per recuperare la crisi economica che sta attraversando. Sì. Il governo Merz sembra essere diventato uno di quei gloriosi governi della Prima Repubblica in Italia che vivevano su 3 voti di maggioranza e dovevano sperare che quei 3 quel giorno non avevano judo, non avevano la febbre, non avevano problemi intestinali. Cioè, è veramente stupefacente. È stupefacente una cosa del genere. Però, malgrado questo, Merz continua a mediare l'Ucraina, continua a fare la voce grossa, continua a parlare di armarsi. Se un premier italiano nelle stesse condizioni politiche avesse solo detto venite a Roma perché dovete trattare con me e vi ospito io per i colloqui di pace, gli avrebbero riso in faccia. Campano di rendita, che fanno questi? Ma infatti non gli ridono in faccia, però gli fanno le pulce. Anche per esempio lui ha presentato questo piano di 500 miliardi, a parte gli altri 500 miliardi per il riarmo, però nei prossimi anni per rimettere a posto autostrade, ferrovie, scuola, sanità e compagnia bella, e gli imprenditori gli hanno detto ma questi soldi non servono a nulla, è come dare così della cocaina a uno che è paralizzato a letto, insomma. Quindi se non fai delle riforme, noi come facciamo a investire se non sappiamo cosa decidi domani? E Messi non può decidere perché i suoi stessi deputati cristiano-democratici, a parte gli alleati socialdemocratici, non sono d'accordo né fra di loro né all'interno del partito. Lui ha avviato una riforma delle pensioni che prevede aumenti per i pensionati, perché adesso nessun italiano ci crede, ma il 40% dei tedeschi ha una pensione inferiore ai 1.000 euro al mese, e quindi è quasi sul reddito di cittadinanza, e subito tutti i deputati giovani del suo partito hanno detto no, ma questo va a scapito delle future generazioni, insomma, fra quelli che andranno in pensione fra 50 anni, quindi non sono mai d'accordo. È chiaro che sì, si creano dei debiti che dovranno pagare le generazioni future, ma chissà cosa succederà fra 50 anni, quindi tanto fai vivere meglio i pensionati di oggi. Certo, chiaramente. E senti, e accanto a questo, che altro si perde quest'anno in Germania? Cioè, dov'è che la Germania quest'anno ha perso e dov'è che la Germania quest'anno ha guadagnato? Ma la Germania ha perso anche sul calcio, perché prima erano sempre più forti, adesso non vanno bene neanche loro, quindi non sono come l'Italia, almeno io non voglio fare il cronista sportivo, però un po' meglio di noi stanno, ma loro pensano di essere sempre i campioni del mondo e sono ben lontani dall'essere. Poi la Germania quest'anno ha avuto cioè è partito tutto nel novembre dell'anno scorso, quando Scholz si è dimesso. Una crisi di governo in Germania è un evento epocale, è avvenuto da quando è nata la Repubblica Federale del 49, è avvenuta 4 volte, e quindi è chiaro che questo è uno shock per tutti i tedeschi. Ci hanno messo 6 mesi a formare un nuovo governo, quindi in Francia Macron ha fatto una crisi che risolta, ha finto di risolvere in 3 settimane. Quindi i tedeschi hanno perso tempo, adesso arriva questo nuovo governo che non è più una grande coalizione, perché come dicevi tu, adesso hanno insieme 12 voti di maggioranza, quindi facilmente vengono messi, non riescono a mandare a fare approvare una legge. Però in Germania mettere in minoranza un governo non obbliga a dare le dimissioni, questo quindi è la differenza con noi, insomma. Bene, non obbliga, però è altrettanto vero che c'è la sfiducia costruttiva, anche se è una cosa che si è verificata, credo, forse una volta nella storia costituzionale tedesca, o mi sbaglio? Ma io credo su 2 o 3 volte. Una volta è stata quella con Willy Brandt nel 72, perché lui era alleato dei liberali. I liberali avevano cambiato rotta, prima erano alleati
con i cristiano-democratici erano passati con i socialisti improvvisamente nel 69, molti deputati cambiavano casacca. A un certo punto il Berzel, che è il leader dei cristiano-democratici, ha chiesto il voto di sfiducia costruttivo questo sembra un film americano, è finita alla pari, 245-245. Però poi 20 anni dopo Markus Wolf, che era il capo del controspionaggio della Germania Est, ha detto che lui aveva corrotto 2 deputati cristiano-democratici per non fare cadere Brandt. Quindi tutta una cosa da film giallo quasi. Direi. Ecco. Stiamo parlando di 50 anni, di più di 50 anni fa, quindi è chiaro che un voto di sfiducia sarebbe un altro shock per l'opinione pubblica, insomma. Infatti. Senti, io ti volevo chiedere pure un'altra cosa. Come si vede l'Italia da lì? Cioè, ora ci invidiano perché siamo stabili, perché abbiamo, per usare un'espressione di Bettino Craxi, la governabilità? No, prima usavano... Lo diceva Bettino! Sì. Ma prima, sempre nei giornali si parlava di condizioni all'italiana, no? Che poteva dire scioperi, inflazione, crisi di governo. Adesso non lo usano più, perché non hanno crisi di governo, però capiscono che stanno cambiando. E poi non so, adesso imitano il modello Albania, cioè la Meloni che vuole mandare i fuggiaschi, come li chiamano i tedeschi, non i migranti, come diciamo noi in Albania, e i tedeschi li vogliono mandare addirittura in Tunisia o in un paese africano, insomma, quindi sicuro. Poi loro hanno questo partito AfD di estrema destra, e noi abbiamo un governo di destra, insomma, che chiamarlo fascista è un po' un'esagerazione, come dire che tutti quelli che votano a destra in Germania sono neonazisti. Votano a destra perché sono stufi dei partiti classici che non riescono a combinare nulla. Appunto. Senti, un'altra cosa che vorrei dirti. Questa invidia, ma anche questa idea, diciamo così, questa idea politica che c'è in Italia di creare il premierato, di fare qualcosa che assomigli un po' al cancellierato tedesco, come la si vede da lì? No, questi veramente i commenti sono pochissimi, perché un collega tedesco che lavora a Roma, per spiegare la situazione italiana, diciamo, dal punto di vista costituzionale, dovrebbe scrivere almeno 5 cartelle, quindi è un po' difficile. E poi noi abbiamo anche quest'idea che il cancelliere tedesco abbia pieni poteri. In realtà non è un dittatore, anche perché la Germania è un paese federale, quindi ci sono 15 primi ministri regionali che possono mettere in minoranza il governo centrale, quindi questo è complicato. E poi un presidente del Consiglio con pieni poteri uguali al presidente della Repubblica francese o americano deve avere un Parlamento molto forte, come forte il Parlamento in Francia o forte in America, che spesso mette in minoranza il presidente. E noi invece un premierato in cui un primo ministro, un presidente del Consiglio ha molti poteri, diventa una dittatura light, diciamo, soft. Certo. Senti, oltre a questo, insomma, è una Germania un po' particolare. Come va con l'integrazione? Perché Das Boot is voll, adesso invece si parla chiaramente di copiare l'Italia per quanto riguarda il metodo albanese, e quindi fare i centri di espulsione all'estero e tutte queste cose qua. Ecco, la Germania ha scoperto improvvisamente che è ora di tornare a stringere i nodi, di tornare a controllare le frontiere, dopo che appunto la Merkel aveva detto siete tutti benvenuti? Sì, perché poi chiaramente c'era questo buonismo che è giusto, però esagerato, naturalmente ha un effetto boomerang, perché per esempio non c'è un ordine dei giornalisti in Germania, ma c'è
i giornali sono dati una specie di regola di autocomportamento ed è vietato scrivere l'etnia di chi commette reati. Però Ecco. certe volte è possibile capire cosa succede, perché quando, diciamo, 10 anni fa, subito dopo l'apertura delle frontiere, la notte di Capodanno a Colonia, 2000 giovani arabi ubriachi hanno aggredito 1000 donne tedesche, se non spiegavi che erano arabi o musulmani, come fai a fare capire cosa succede? E quindi adesso invece tutti spiegano dove è nato l'attentatore, dove è nato chi commette un reato, insomma. Quindi questo già cambia parecchio. Diciamo E che poi, è caduto il tabù. e poi sai, adesso io non ho fatto una foto prima del mercato di Natale vicino a casa mia a Berlino, che sembra un fortino in Iraq, perché c'è tutta una barriera anti-attentato per evitare che qualcuno con un'auto, con un camion piombi sulla folla. Quindi tu vai al mercato di Natale con i bambini, ti perquisiscono le borse per vedere se hai dei coltelli e poi cioè, l'atmosfera non è tanto una natalizia, quindi questo per dare solo un esempio. E questa è, diciamo, non colpa, diciamo, è causa di immigrati che vengono e non vengono controllati. Perché in realtà quando Merz ha detto che l'immagine delle città tedesche è cambiata, è stato accusato al solito di razzismo. Però lui non diceva 13 milioni di stranieri, compreso me, vengono espulsi. Parlava di circa 220.000 che sono stati espulsi, ma che rimangono comunque in Germania, perché le procedure di espulsione durano 2, 3, 4 anni. Nel frattempo basta che un immigrato si sposi o abbia un figlio che rimane in Germania per sempre. E quindi diciamo mandiamoli subito l'Italia in Albania o noi li mandiamo in Tunisia. Il rapporto con Israele. Per una sorta di vendetta della storia, la Germania comprerà i sistemi di difesa antiaerea made in Israele. Quest'anno com'è andata con l'antisemitismo, mentre parliamo tra l'altro a pochi giorni dalla strage di Bondi Beach in Australia? Sì. No, ci sono state dimostrazioni con decine di migliaia di persone per strada, naturalmente contro Israele, per quello che avveniva o avviene ancora a Gaza. Però naturalmente la maggioranza erano di immigrati musulmani. Poi c'è naturalmente tutta una parte, diciamo anche soprattutto di giovani, e sono giovani che votano a sinistra o per i Verdi, che condannano Israele. Però naturalmente sono in scacco matto, perché poi dall'altra parte non possono neanche dimenticare il passato. E quindi è una situazione schizofrenica tra senso di colpa e di dire adesso siamo per la Palestina. Insomma, E oltre a questa assunzione di colpa, nel paese in cui l'AfD diventa sempre più forte, in cui si guarda alla Francia, in cui la Le Pen, magari lei no, ma Bardella potrebbe diventare presidente nel 2027, quindi anche qui l'asse franco-tedesco, come ne esce alla fine di quest'anno? Ma diciamo che in realtà anche qui è molto contraddittorio, perché Merz si presenta come leader d'Europa, ma anche Macron pensa di essere lui il capo dell'Europa unita, e quindi c'è un po' di rivalità e Merz finisce per copiare un po' Macron, anche se Macron vuole mandare truppe, non ci pensa forse neanche lui realmente, in Ucraina per difendere Kiev, mentre i tedeschi assolutamente truppe in Ucraina non le vogliono mandare, quindi qualche differenza c'è. Poi in realtà anche Merz fa un po' così, bisogna anche capire quello che dice, perché non vogliono i tedeschi mandare armi, diciamo, offensive a Kiev per attaccare la Russia, anche se poi che differenza c'è tra un'arma difensiva e offensiva è un po'... io non saprei spiegarlo molto bene. No, che io sappia serve per ammazzare gente, quindi sì. Poi vabbè, magari è cambiata la definizione, ma io per quello che ricordo si usano per ammazzare gente. Quindi. Sì.
No, e poi sul tuo appunto che dice, i tedeschi hanno comprato questo scudo israeliano che è costato 4 miliardi di dollari, ma a quanto pare non funziona bene perché la sicurezza assoluta non c'è. Per esempio non può bloccare i droni. E anche lì c'è questa psicosi che in Germania, questa naturalmente alimentata anche da Merz e dalle altre politiche, la Germania è già in guerra perché la Russia attacca già la Germania perché ci sono i droni, ma fino adesso nessuno ha potuto provare che questi droni siano russi. Certo. Perché poi si parla da inizio settembre a metà ottobre i droni accertati che volavano illegalmente in Germania erano 560, adesso non li contano più, però chi lo sa insomma di chi è, insomma io non voglio fare insomma, il pacifista a tutti i costi, però questa idea di che domani Putin possa attaccare l'Europa, la domanda da fare è perché dovrebbe attaccare l'Europa se lui ci ha messo 4 anni a conquistare il 20% dell'Ucraina, domani riesce a attaccare Polonia, Germania e i paesi baltici. Non ha nessun motivo di farlo e non può neanche farlo, insomma. Sì, ma poi appunto è un boccone troppo grosso perché riesca a inghiottirlo. Anche perché questo provocherebbe una risposta dalla NATO e lui sa benissimo che contro la NATO sarebbe una guerra molto difficile e non potrebbe spuntarla, a meno che non si finisse al confronto nucleare, ma siamo sempre lì, i russi sono giocatori che amano il rischio calcolato, per cui... No, hai ragione, anche per esempio è chiaro l'Estonia della Callas che si presenta come ministro degli esteri dell'Europa, in realtà sì. Il ministro degli esteri dell'Europa non esiste perché l'Europa unita non ha una quella è l'ossessione dei russi. Quindi, ma l'Estonia c'ha 1,5 milioni di abitanti, su per giù quanto Milano, quindi se Putin volessero in 2 giorni veramente conquista l'Estonia, ma si mette, come hai detto tu, si mette contro la NATO, quindi non è un pazzo. Insomma. Appunto. Senti, il rapporto appunto con la Francia, quest'asse franco-tedesco, ha ancora motivo di essere in Europa nel momento in cui l'Italia comunque sembra cominciare a dare le carte qui nel gioco? No, in realtà l'asse è scritto non da ieri, da parecchio, anche ai tempi della Merkel c'era un po' di crisi tra Parigi e Berlino. E l'asse potrebbe diventare un triangolo con l'Italia, come ai tempi di Andreotti o di Moro, in cui l'Italia è il partner più debole tra i due, Germania e Francia, ma si butta da una parte o dall'altra e diventa decisivo. Quindi bisogna giocare di sponda, come sapevano fare appunto Andreotti e Moro e anche Craxi, diciamo, a un certo punto, mentre noi ci siamo sempre buttati sulla Francia. I francesi che accettano quello che gli serviamo e dopo subito non tollerano di avere qualcuno al loro livello. Loro pensano sempre di essere più forti della Germania. Insomma, questa è una psicosi francese di primi della classe. Insomma, infatti. Roberto, senti, per tirare un po' le somme di questo nostro discorso, in Germania la Volkswagen chiude una fabbrica per la prima volta dopo 88 lunghi anni. Sì. L'anno che verrà, l'anno che verrà, che sfide porrà alla Germania? Soprattutto che cosa dovrà fare la Germania? E noi che dipendiamo da loro come manifatturiero, che dovremo fare? No, infatti io vedo che c'è un po' di Schadenfreude, parola tedesca che vuol dire la gioia per i guai degli altri, perché l'industria automobilistica tedesca è nei guai, però da Mercedes, Volkswagen, BMW dipendono 300.000 posti di lavoro in Italia, perché noi forniamo dei pezzi e quindi in realtà ci sono già 50.000 disoccupati nel settore industriale. Come dici tu, la Volkswagen vuole cambiare 2 impianti per fabbricare carri armati, non più auto, quindi torniamo al 1938, quindi questo è preoccupante anche perché
i giornali economici tedeschi hanno scritto che il denaro investito sul riarmo è totes Geld, vuol dire denaro morto, perché tu costruisci un Panzer, e questo Panzer è meglio che non venga mai usato, quindi non c'hai indotti, tu compri una macchina, vai in vacanza, lo usi per i tuoi affari, quindi è un investimento che produce alti soldi. Le armi no, le armi per fortuna non dovrebbero mai essere produttive, quindi questa è un po' la Germania che ha sempre superato le sue crisi nel dopoguerra, dopo l'unificazione e così via, ma erano crisi indotte da eventi esterni, l'aumento del prezzo del petrolio e così via. Questa è una crisi anche made in Germany, cioè fabbricati in Germania. Loro con la mania di risparmio hanno trascurato anche gli impieghi per diciamo tecnologici indietro. Per le auto, quando c'è stato il salone dell'auto adesso a Francoforte, i capi dell'industria tedesca hanno detto ma le macchine elettriche cinesi sono migliori delle nostre per età. Questa è la sintesi della crisi dell'industria tedesca. Devono cambiare, ma per cambiare anche il governo deve dire una parola decisiva. Certo. Senti, per concludere, Merz ce la fa a mangiare... Cosa si mangia in Germania? A Pasqua si mangia la colomba viene portata dall'Italia, insomma, ma si mangia l'agnello. Adesso a Natale si mangia oca, che viene in realtà quasi tutte vengono importate dalla Polonia, quindi tu dici se Merz mangerà l'uovo di Pasqua? Sì. Io penso di sì, e anche spero di sì, se no sarebbe veramente una crisi drammatica per l'Europa, non solo per la Germania. Per finire, Churchill diceva che il problema dei tedeschi è che loro non sanno improvvisare, ma allora questa crisi riusciranno a risolverla o ce la faranno a improvvisare anche stavolta? Ma credo che Churchill purtroppo avesse ragione, perché quello è il talento italiano che loro ci invitano. Noi in 24 ore riusciamo a trovare una soluzione oppure a evitare un naufragio. Loro che penso sono pessimisti, sempre dice adesso arriva la crisi, però quando arrivano sono preparati. Quindi io penso che eviteranno il naufragio, ma la crisi, come si diceva, non dura un anno, forse non 15 anni come prevedono gli imprenditori e gli economisti, durerà qualche anno. Saremo qui a raccontarci l'anno prossimo che cosa è successo e che altro hanno risolto, se l'hanno risolto i nostri amici tedeschi. Grazie Roberto. Grazie a te Antonino. E buon Natale. Altrettanto. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Pagliarice cancella che stia vita di carcere sta per una femmina bella a giovenezza libertà venga mamma malata m'aspetta io che sto carcerata non posso salvare io sto carcerata
una carità. Fammi ammazzare, mamma. Io non so delinquente, ma la nonna non m'ha toccato. Mamma mia non mi sente, ma capisce perché sto cagando. Tutte notte ma sono e la gente per sto pregando a Madonna a potesse salvare. Io sto carcerato e mamma muore. Oi carrozzeriere mie, oi carrozzeriere, fammi una carità, fammi abbassare mamma. Io sto carcerata. E alle 19:11 minuti, una manciata di secondi, questo era l'immenso Mario Merola con Carcerato 1981. Questo significa che noi stiamo per entrare nella parte della nostra trasmissione che ogni giovedì, come sempre, è in attesa di giustizia, i casi dell'avvocato Claudio De Filippi. Natalia, se sei pronta, andiamo con la sigla intanto. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. E rieccoci, io do il bentornato questa sera all'avvocato Claudio De Filippi e con noi c'è anche il collega Pablo Trincia che voglio salutare e a cui voglio dare il benvenuto. Buonasera a entrambi. Buonasera, buonasera. Salve a tutti, caro Antonino, una bella merolata ci voleva. Sì, proprio perché, diciamo, credo introduca anche abbastanza bene L'uomo sbagliato, un'inchiesta dal vivo. Sto leggendo qua il servizio realizzato dai colleghi di lunanotizie.it. L'uomo sbagliato, un'inchiesta dal vivo, che tra l'altro ha avuto la sua prima assoluta in quel di Latina e ha trasformato il teatro in un vero e proprio spazio di indagine e di racconto. Prodotto da 2010, il progetto affronta con lucidità e intensità il tema della mala giustizia, ecco perché è Carcerato, rinnovando il percorso avviato dopo l'incontro con Gianluigi Nuzzi, trovando una nuova forza narrativa. Un racconto diretto, a tratti spiazzante, che ha coinvolto il pubblico in un'esperienza collettiva profonda e necessaria. Qual è questo caso di mala giustizia, allora? Prego, Pablo. Allora, scusami, pensavo che dovesse parlare l'avvocato De Filippi. Intanto grazie. Sì, un attimo che l'avvocato De Filippi vorrebbe dire una cosa. Prego, avvocato. No, volevo dire, ma sono velocissimo. Allora, caro Pablo, volevo dirti che noi abbiamo già trattato diffusamente con Antonino in radio il caso di Tinelli, Faiuolo e gli 8 innocenti e il serial killer.
quindi già la radio è preparata, nel senso che già abbiamo più volte affrontato tanti ospiti e tu sei solo l'ultimo, ma non in ordine di importanza. Ecco, se ci puoi dire un po' com'è andata questa esperienza teatrale. Prego Pablo. Allora, intanto devo ringraziare l'avvocato De Filippi e la sua collega Gianna San Micheli, perché sono stati molto preziosi, ci hanno aiutato tantissimo in questa inchiesta che era nata inizialmente, doveva essere un'inchiesta televisiva, perché la volevamo, noi collaboriamo con Sky, con il mio gruppo di lavoro, doveva diventare un'inchiesta per Sky. Poi abbiamo visto che però era molto difficile da raccontare in video, perché non c'è abbastanza materiale, è una storia molto vecchia, e quindi per farci una serie televisiva purtroppo sarebbe stato molto complesso, e quindi l'abbiamo messa un attimo nel cassetto, e appena io ho cominciato a mettere in piedi questo grosso progetto teatrale, perché qui stiamo parlando di 46 date che presto diventeranno 60 in tutta Italia. A Milano siamo 4 volte agli Arcimboldi, faremo l'Arena Geox, il Teatro Geox a Padova, saremo a Roma, al Brancaccio, faremo proprio grossi teatri, e devo dire la risposta è stata straordinaria, nel senso che siamo già a quasi 50.000 biglietti venduti con larghissimo anticipo, perché c'è grande voglia proprio da parte del pubblico di conoscere queste storie. La storia non ve la riracconto perché l'avvocato De Filippi ve l'ha sicuramente raccontata tante volte, ma di fatto noi racconteremo appunto la vicenda che ruota intorno agli omicidi raccontati, confessati da Ezzedine Sebai, con uno spettacolo di teatrale di un'ora e 20, un'ora e mezza, in cui attraverso foto, video, proiezioni, documentazione, eccetera, io faccio fare proprio un percorso al pubblico in cui cerco di guidarli attraverso una storia che per noi giornalisti, per noi autori, è figurarsi per un avvocato, è estremamente complessa da raccontare, perché ci sono diverse persone coinvolte, ci sono 15 omicidi, quindi casi diversi, procure diverse, ogni omicidio ha una sua storia giudiziaria a sé. C'è questo Ezzedine Sebai che è un po' al centro di tutto, ma attorno a lui ci sono tante persone che sono state condannate appunto proprio per i suoi omicidi, che hanno tutte storie diverse, che vivono in posti diversi, che sono stati arrestati e poi condannati in anni diversi, in periodi diversi. C'è chi è uscito prima, c'è chi ancora sta scontando una condanna all'ergastolo, come Giuseppe Tinelli, a cui dedichiamo un bel pezzo di questa pièce teatrale. Però diciamo che ho capito che il teatro probabilmente è il mezzo migliore per raccontare con calma e con grande lucidità e con grande ritmo una storia che ha bisogno veramente di essere spiegata con i tempi del teatro. I tempi del teatro sono anche i tempi, mi verrebbe quasi da dire, facendo una battuta, sono i tempi dell'aula, perché di fatto come dire, è una ringa quasi sul palco in cui si illustra il caso, si mostrano i protagonisti, che vengono spiegati, raccontati bene. Io ovviamente parto dalle storie degli omicidi avvenuti nella città di Palagiano, dove Ezzedine Sebai uccide la sua terza vittima, Celestina Commesatti, e poi la sua 12ª, ovvero Maria Valente, e poi da lì ovviamente partiamo e raccontiamo anche altri casi, allargandoci un pochettino, ma poco, su altri casi di ingiustizie che passano dal Tribunale e dalla Procura di Taranto, e facendo i nomi e i cognomi dei PM coinvolti, perché io sono convinto che parlare di giustizia o di giudici o di magistratura in questi casi, quando si parla di malagiustizia, non serve a niente. Bisogna fare i nomi, bisogna nominarle le persone che a nostro avviso hanno sbagliato, ovviamente stando attenti
a non diffamarle, ma noi non diffamiamo nessuno, noi semplicemente critichiamo alcune scelte, tra cui quelle di questi PM e questi giudici di Taranto che di fronte a un'evidenza colossale della presenza di un serial killer nella zona e successivamente 9 anni dopo di fronte a una confessione piena di dettagli, piena di riscontri, piena di match che noi abbiamo controllato personalmente, tu non puoi non fare marcia indietro e dire ma qui ci sono delle persone in carcere e queste persone vanno assolutamente aiutate e noi abbiamo fatto un errore e non possiamo distruggere la vita di non solo chi sta in carcere ma anche dei loro familiari. Quindi ecco, è un teatro, un racconto, un teatro civile, un teatro di cui sono molto fiero, che sicuramente viene vissuto con grandissimo spirito di partecipazione da parte del pubblico. A Latina c'è stata una splendida standing ovation alla fine dello spettacolo, ma proprio perché è un tema che tocca, e noi in questo, diciamo, il nostro mestiere è proprio quello di connettere le storie di questi disgraziati finiti in carcere con le vite di chi sta in sala a guardare e ascoltare. Ecco, la vicenda, lo diciamo per i nostri ascoltatori, è stato uno dei primi casi che abbiamo raccontato nelle prime puntate di questa rubrica, il famoso killer delle vecchiette. Avvocato, correggimi se sbaglio. Cioè, in Puglia c'è stata a un certo punto, alla fine degli anni 90, primi 2000, la morte di una serie di signore anziane, e per questi omicidi sono andate in carcere alcune persone. Dopo qualche tempo il vero killer si è presentato e ha detto no, guardate che sono stato io, perché sono islamico e quindi sento il dovere di purificare la mia coscienza prima di morire e quindi voglio dire la verità, tutte queste donne le ho ammazzate io. Ecco, è da qui che muove i suoi passi ovviamente il lavoro che è stato fatto da Pablo. È corretto o mi sbaglio? Assolutamente sì, anche se, ripeto, quando fai questo mestiere, tu lo sai, quello perché, che dice Antonino. Questo che tu dici anche se devo dire Chiedo che, scusa Pablo, perché abbiamo l'avvocato sull'altro canale che vuole dire una cosa. Prego, avvocato. Sì, prego. No, ma brevissimo, volevo far parlare Pablo, ma dicevo, sono tante le procure che si occupano di questo caso, anche quella di Milano, perché Sebai ha reso confessione, visto che vogliamo fare nomi, anche davanti al PM Alberto Nobili della Procura di Milano. Prego Pablo. Assolutamente. Qui appunto il primo ad ascoltare la confessione di Sebai nel 2006 è questo Alberto Nobili, che è testimone di questa confessione fiume di Ezzedine Sebai, che appunto racconta di aver 9 anni prima, in un periodo compreso tra il 1994 e il 1997, ucciso queste 15 donne. 15 donne che sono state uccise tutte allo stesso modo. 14 di queste donne sono state uccise in casa, una sola, la prima, uccisa in un bar, nel suo bar a Foggia. Tutte le altre vengono uccise in casa praticamente allo stesso modo. Inizialmente il killer le strangola, successivamente passa all'uso del coltello. Le donne sono sempre tutte sole, sono vedove che abitano in una casa al piano terra, i bassi, diciamo, no? Quelli che abbiamo tutti visto quando siamo andati al sud, in questi piccoli paesi con queste stradine piccole, e lui si infilava in queste case dalle quali usciva la maggior parte delle volte senza che nessuno lo notasse, senza che nessuno lo vedesse, un fantasma. È impressionante. La cosa impressionante è che, sai, è difficile, cioè, commettere 15 omicidi ed essere beccato solo al 15°, quando non sei un'organizzazione mafiosa o hai dietro dei complici che ti aiutano, che ti passano a prendere, che ti nascondono, ma sei un signore, un uomo che tra l'altro è straniero, neanche italiano,
che si muove tra un posto e l'altro a piedi, coi treni, con gli autobus, non ha una sua macchina, non ha niente questo, va in giro con i sacchetti quasi. E quindi diciamo che è una storia assurda, però il problema è che nonostante i giornali dell'epoca, noi abbiamo fatto un grosso studio sull'archivio giornalistico, i giornali dell'epoca avevano già capito che c'era un serial killer, ma bastava veramente fare 1 più 1 più 1 più 1, non ci voleva niente. E l'avevano capito tutti. Il problema è che non aveva capito la magistratura, non avevano capito le procure, che non avevano messo insieme appunto, o avevano finto, secondo me, addirittura di non vedere, perché quando poi Ezzedine Sebay viene catturato al 15° omicidio avvenuto a metà settembre del 1997 a Palagianello, viene interrogato e gli viene chiesto: ma non è che per caso sei dietro anche a questo e quest'altro? E lui dice di no. Quindi già si sapeva che c'era un serial killer, ma evidentemente si è preferito scegliere di andare a prendere per ogni caso delle persone del posto che non c'entravano niente, che non avevano fatto niente, che sono state costrette a confessare a suon di botti, schiaffi, minacce, tutte persone povere, perché poi l'avvocato le conosce, sono persone povere, è gente che non c'ha niente, gente che magari non ha finito le scuole, che non ha un background culturale, che non sa come difendersi, che non sa, che si impaurisce quando arriva uno e ti dice: oh, se non parli ti diamo subito 30 anni. Allora cosa fai? Parli, no? Parli e caschi nella trappola, perché poi dopo quella trappola lì non si riapre più, ormai hai confessato, e quindi chi se ne frega se troviamo nuove prove, o se poi in quella casa dove dicono che tu hai ucciso quella donna trovano le impronte digitali di un altro, come è successo nel caso di Giuseppe Tinelli, che è difeso dall'avvocato De Filippi. Ormai la confessione l'hai data e quindi non si torna indietro, e quindi c'è in questo momento un uomo, Giuseppe Tinelli appunto, che da 28 anni, 1997-2025, sta ancora scontando l'ergastolo per un omicidio che lui ha subito disconosciuto, dopo averlo confessato inizialmente, ma è stato anche picchiato, e c'è nei referti medici l'evidenza del fatto che sia stato picchiato, perché c'è scritto, no? Che sta scontando ancora l'ergastolo per un omicidio confessato da un altro. E allora perché la magistratura in questo caso non ha voluto a un certo punto, anche di fronte alla confessione 9 anni dopo di questo Ezzedine Sebay, che ha detto appunto: ho fatto tutto da solo, le ho ammazzate io, a questa l'ho uccisa così e l'ho messa qui, a quella sono entrato in casa, la sua casa era fatta così, 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 e corrisponde sempre tutto, non è un mitomane quest'uomo, è uno che ti racconta i colori di quella casa, addirittura ricordava dei dettagli che nessuno poteva ricordarsi, di una donna, era entrato in casa di una donna, una certa Giuseppina Garbetta, il 29 maggio 1996, mentre la uccideva si era reso conto che con la coda dell'occhio che c'era una partita dell'Italia, della nazionale italiana, che veniva trasmessa in televisione perché la signora aveva la TV accesa. Poi io sono andato, questo lui lo racconta 9 anni dopo, io sono andato a controllare e il 29 maggio 1996 l'Italia allo stadio di Cremona giocava una partita contro il Belgio. Quindi ce ne sono tantissime, ci sono le sue impronte digitali che sono state ritrovate anni dopo su una confezione di caramelle Rossana a casa di un'anziana. Il delitto era rimasto irrisolto per 11 anni. Poi a un certo punto Sebay confessa, fanno una verifica, trovano la sua impronta digitale. Cioè è veramente un caso spaventoso di mala giustizia, spaventoso. E noi, grazie all'aiuto di questi due bravi avvocati che ci hanno aiutato, sono stati pazienti, hanno risposto alle nostre telefonate, ci hanno mandato la documentazione, si sono resi disponibili, siamo riusciti a costruire questo bellissimo lavoro. Non lo dico perché voglio farmi pubblicità, perché non mi importa, non mi serve, però è davvero un grandissimo lavoro in cui, oltre a restituire la complessità
di questa storia dal punto di vista di narrazione e anche dal punto di vista giuridico, riusciamo anche a trasmettere delle emozioni forti, profonde, del dolore che queste persone hanno subito. Alcune di queste persone non esistono più. Purtroppo Vincenzo Don Vito si è suicidato, per esempio, nel 2015, nel 2005, ma altre ancora portano ancora oggi i segni di questa terribile vicenda, e quindi siamo riusciti, se non altro, a restituire il loro dolore e il loro dispiacere. Avvocato, che giustizia ci può essere per tutto questo? Caro Antonino, dalle parole di Pablo Trincia si evince che è un caso incredibile, che va oltre ogni immaginazione, la realtà supera la fantasia e non è possibile il teatro della vita. Qui siamo in una situazione in cui la magistratura non vuole vedere la situazione palesemente assurda che si sta verificando ormai da 30 anni, perché Tinelli e Faiuolo sono in carcere da quasi 30 anni, quindi sostanzialmente diciamo che abbiamo una situazione pazzesca. 8 innocenti, un serial killer che confessa, a cui credono quando conviene, ma non credono quando non conviene, ovvero quando ci sono i di mezzo gli innocenti, e poi soprattutto il secondo serial killer italiano. Cioè noi stiamo parlando del secondo serial killer italiano, non di un qualunque. È chiaro, ha ucciso delle vecchiette, non ha ucciso delle ragazzine fortunatamente, però dopo Donato Bilancia, 17 morti, c'è Ezzedine Sebai. Quindi come può essere trattato in questo modo dalla magistratura un caso come questo? È incredibile. Prendere tutta questa polvere, buttarla sotto il tappeto è gonfio, prima o poi esce. Quindi è impossibile nascondere. Quindi ovviamente l'intervento di Pablo Trincia e del suo team, di Sky, di coloro che vogliono appunto far luce su questo caso incredibile, che è un caso tra i più gravi, io direi il più grande errore giudiziario europeo, volendo parlarne, perché 8 innocenti, 150 anni di carcere, centinaia di giudici che se ne sono occupati, revisioni da tutte le parti, Cassazione, Napoli, Salerno, Potenza, Taranto, Bari, cioè abbiamo fatto tutto il sud, abbiamo fatto il giro del sud. Allora praticamente, ma com'è possibile che nessuna procura fino ad oggi, visto che si parla adesso anche di questioni che riguardano la carriera dei magistrati, dei PM, dei giudici, le responsabilità disciplinari, civili, penali, ma come mai nessuna procura ha preso in mano questi casi e ha veramente tirato fuori quello che è successo con l'uomo sbagliato, che è quello, il primo uomo sbagliato era quello di Barillà, Daniele Barillà, la procura di Genova l'ha tirato fuori. Quindi qua che cosa manca? E che lascio parola a Trincia, ovviamente l'ospite. Manca l'intervento della procura che vada a intervenire, a tirare fuori tutta la situazione e faccia liberare queste persone prima di tutto dallo stigma della colpevolezza quando sono assolutamente innocenti. Vi chiedo 10 secondi di pausa e torniamo subito. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci alle 19.32 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi insieme con l'avvocato Claudio De Filippi e il collega Pablo Trincia per In attesa di giustizia. Allora Pablo, anche a te la domanda che ho posto all'avvocato De Filippi: che giustizia c'è per tutti questi poveri innocenti? Che giustizia non c'è, perché non c'è niente, queste persone non hanno avuto niente, non hanno niente, non possono tra l'altro permettersi, non potrebbero permettersi un processo di revisione, anche perché l'avvocato lo sa molto meglio di me, ovviamente queste cose costano, c'è bisogno di persone dedicate, c'è bisogno di periti, di controperiti, c'è bisogno di esperti, insomma diciamo che è tutta una gigantesca lotteria. Io ho incontrato
in Puglia 2 persone, uno era stato assistito dall'avvocato De Filippi, Domenico Morrone, che ha ottenuto un grosso risarcimento all'epoca per delle false accuse costruite ad arte per incastrarlo come killer, e poi ne ho incontrato un altro che si chiama Angelo Massaro, è un uomo della provincia di Taranto che è stato 21 anni in carcere solo perché nel 1995 era scomparso un suo amico di cui era stato ritrovato solo la macchina, il corpo mai trovato, l'arma del diritto mai trovata, mentre lui viene intercettato, mentre parla al telefono con la moglie, si lamenta di questo grosso macchinario che sta trasportando al campo agricolo e lo chiama questo muers di coso, questo cavolo di coso, in dialetto lo chiama sto muers di coso. Muers che in tarantino, che chi ascolta, gli inquirenti che ascoltano, capiscono come muert, il morto, da muers a muert. E solo ed esclusivamente per questa cattiva interpretazione di un'intercettazione telefonica, stante il fatto che il corpo di questo qua non viene mai trovato, non c'è un movente, non c'è un'arma del delitto, questo si è fatto 21 anni di carcere. Poi è riuscito, dopo 21 anni, a vedersi riconosciuta l'innocenza, ma dopo 21 anni su 24, in cui non ha visto i propri figli. Io davvero, per queste persone la giustizia non esiste, anche perché veramente servirebbe un miracolo, perché devi trovare la persona giusta, devi trovare il PM, devi trovare il giudice, devi trovare la persona di cuore, con una coscienza, che si metta la mano sulla coscienza, decida di andare contro i suoi ex colleghi o contro la sua categoria, ma sappiamo, e l'avvocato lo sa meglio di me, che cane non mangia cane, e quindi purtroppo la giustizia per queste persone non c'è, sono condannate a una vita distrutta, e anche se ottenessero un risarcimento, ma chi ti restituisce 20 anni della tua vita da quando ne avevi, o 30 anni della tua vita da quando ne avevi 20 a quando ne hai 50, dove non ti sei sposato, non hai fatto figli, non hai comprato una casa, non hai lavorato, non hai fatto nulla, hai solo obbedito degli ordini e hai chiesto per 30 anni il permesso di andare a fare la pipì. Chi te li restituisce? Appunto. Quindi non c'è giustizia purtroppo per queste persone. Per quanto ovviamente ci siano persone, professionisti come l'avvocato De Filippi, l'avvocato Gianna San Micheli e gli altri che con grandissima pazienza si mettono lì e ci riprovano e io non so come facciano, perché io onestamente impazzirei a un certo punto. Avvocato, proviamo a tirare un pochettino le somme di questa nostra chiacchierata di Allora, stasera. caro Antonino, tu sai che il programma si chiama In attesa di giustizia, quindi dà una speranza che la giustizia arrivi. Mi rendo conto che quello che dice Pablo Trincia è tutto vero. Bisogna avere fede religiosa per fare il professionista in Italia in queste situazioni disastrose. Non è possibile che le persone non abbiano strumenti. Noi dobbiamo avvicinarci alla legislazione americana, laddove un cold case o un caso freddo, un caso che bisogna riaprire e verificare, perché non esiste mai il pregiudicato. Il mito del giudicato deve finire. Ci devono essere controlli sulle sentenze, controlli sulle confessioni, controlli sugli omicidi, perché sono pene draconiane e sono ergastoli, e 30 anni. E quindi ecco, avviciniamoci a questo, ma non deve essere lasciato tutto sulle spalle dei poveri avvocati, i quali non ce la fanno, ma deve essere la procura che aiuta per legge e con una forza che è determinata dal legislatore, con le modifiche legislative, stiamo parlando di una radio politica, e per cui la procura deve intervenire per liberare gli innocenti, prima di tutto dallo stigma di essere colpevoli quando sono innocenti. Morire colpevoli quando si è innocenti è una cosa tremenda, per cui l'esempio di Morrone e di Massaro, che io conosco perché sono stato da lui nel carcere di Carinola quando era dentro il carcere, non poteva vedere i figli come ha anticipato Pablo Trincia, ed è vero,
non ha visto i suoi figli quasi per 21 anni perché non riusciva ad andare da loro, loro non riuscivano ad andare da lui. È una cosa tremenda. Quindi questa situazione deve portare ad una maggiore sensibilità, soprattutto la politica deve intervenire perché non solo chi sbaglia deve pagare, come la nuova norma che parla di errori giudiziari, perché sennò rischia di essere anche controproducente, ma soprattutto le procure della Repubblica devono aprire i casi e devono indagare per liberare coloro che sono innocenti. Questo è molto importante, altrimenti tutto il peso si scarica sugli avvocati, i quali spesso e volentieri, non sempre come quei due casi che ha citato, ma spesso, troppo spesso, sono soli. Pablo, che reazioni ha il pubblico e quali saranno i prossimi appuntamenti? Guarda, il pubblico, è strano da dire, ha reazioni miste, un po' indignazione, ci sono anche dei momenti in cui si ride durante lo spettacolo perché abbiamo trovato, osservando attentamente i video girati dai carabinieri sulla scena del crimine, abbiamo trovato delle cose davvero quasi da barzelletta e io non manco ovviamente di raccontarle con sarcasmo, e quindi ci sono queste risate che sono risate ovviamente non divertite, sono risate nervose, sono risate di chi non ci crede, di chi stenta a credere che i carabinieri possano aver agito in quel modo, si possono essere mossi all'interno di quelle abitazioni in quel modo, possono aver addirittura cercato di rigirare delle cose correggendo alcuni errori che avevano fatto. Questo l'abbiamo notato in uno dei video girati all'interno delle abitazioni. Però ci sono anche momenti molto profondi, momenti di commozione, momenti in cui il pubblico proprio si commuove. Quindi è uno spettacolo che ha anime diverse, momenti diversi, ma soprattutto racconta storie di persone, perché poi alla fine è questo che noi facciamo, al di là della vicenda, al di là del caso specifico, noi raccontiamo storie di persone, di madri, di padri, di drammi umani, e quindi si crea sempre una forte empatia col pubblico che a casa si porta una riflessione sulla giustizia. A me piace citare Hammurabi, il codice di Hammurabi, perché nel codice di Hammurabi, la quinta legge del codice di Hammurabi, parla proprio delle responsabilità dei giudici. Ed è impressionante perché come dire, i babilonesi si erano posti questa questione già 3800 anni fa, la questione della responsabilità del giudice quando sbaglia. E tu leggi queste cose e dici, porca miseria, cioè pensa, già allora dovevano affrontare questo problema. Ovviamente i babilonesi, insomma, ci andavano giù pesanti coi giudici che sbagliavano, nessuno di noi vuole questo. Quello che però sarebbe necessario fare, e io qui invito gli ascoltatori ad andare a guardare il sito errorigiudiziari.com, che è un sito di questi due giornalisti molto in gamba che hanno raccolto alcune delle storie più incredibili di errori giudiziari nel nostro paese. Quelli di cui stiamo parlando adesso non sono considerabili errori giudiziari tecnicamente perché non c'è stato un processo di revisione che li ha definiti tali. Adesso non so se l'avvocato De Filippi è d'accordo con questa definizione, che non è la mia. Qui si parla di ingiusta detenzione, ma l'errore giudiziario si configura come quella detenzione che viene riconosciuta ufficialmente come ingiusta. Il problema, come diceva appunto anche l'avvocato prima, è che è molto difficile ottenerla questa cosa. Per cui ecco, ci vuole sicuramente, ci vogliono sanzioni e ci vogliono e bisogna che la gente sappia che se anche un giudice commette un errore grave, nessuno di noi dice che debba essere licenziato, sanzionato, ma che per esempio magari non possa fare quelle brillanti carriere che abbiamo visto spesso fare anche a giudici che hanno seminato i morti per strada. E quindi ecco, io su questo sono un po' tranchant, però insomma il mio pensiero è questo. Molto bene, allora grazie a entrambi, al piacere di risentirci presto. Grazie. Salve a tutti. Grazie Ciao. a tutti. Arrivederci.
Sigla. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Allora, bella gente, per questa sera abbiamo finito. Grazie all'avvocato De Filippi e grazie a Pablo Trincia per la loro testimonianza. Sono le 19:44 minuti e 14 secondi. Noi ci ritroviamo domani alle 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà per Chilometro Zoom con l'amico Lorenzo Viviani, e naturalmente anche domani avremo nuove storie da raccontarvi e nuove vicende da presentarvi nel nostro programma. Sarà la puntata numero 1103. Noi ci salutiamo qui con una bella canzone, Gene Kelly, Singing in the Rain, 1952. Che dire di più? Che io vi ringrazio come sempre del vostro tempo e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.